Saranno 150 gli agenti di polizia che faranno da tedofori per la Torch Run, la corsa della fiaccola, in occasione della 30ª edizione dei Giochi Special Olympics che si terrà a Venezia dal 26 al 30 maggio. Un rapporto, quello con questi giochi, che inizia 12 anni fa, come ci racconta l'assistente capo Lorenza Silvestri. La collaborazione con la Polizia di Stato e Special Olympics è iniziata ancora nel 2002, quando per il primo anno sono stati fatti i nazionali a Caorle. Eravamo solo in 3 colleghi che hanno corso qui da Venezia fino a Caorle. Da allora il rapporto si è consolidato e quest'anno saranno molti di più gli agenti che correranno, alcuni sono anche rimasti fuori. Infatti abbiamo finito le divise, sono 150 e adesso abbiamo dovuto centellinarle perché ovviamente ci sono molti colleghi che sono messi in lista per correre e che volentieri verranno all'inaugurazione del 26 di maggio qui in piazza San Marco. La fiaccola toccherà i 7 comuni capoluogo e altri come Cortina, Chioggia, Bassano, Montebelluna, Jesolo. Partenza a Rio a Venezia. Tutti gli agenti che correranno si sono offerti volontariamente e lo faranno al di fuori delle ore di servizio. Un modo per stare vicini a questi ragazzi con disabilità intellettive, ma per volontà e determinazione in tutto e per tutto uguali ai cosiddetti normonotati, che gareggeranno fra di loro in molte specialità, dall'atletica alla vela, all'equitazione e altre ancora. 1300 atleti. 1300 atleti che vengono da tutta Italia con i relativi genitori, tecnici, volontari, accompagnatori, quindi un bel po' di gente, diciamo. Uno sforzo organizzativo di tutto rispetto, anche solo per l'accoglienza di tutti questi atleti e dei loro accompagnatori. Gli atleti che faranno le gare su Venezia sono ospitati ai campeggi del Cavallino Tre Porti, mentre quelli che fanno le gare al Lido sono ospitati a Cadelmoro e alla Colonia Morosini.